Mio marito avrà un sacco di pregi, ma sicuramente non ha il dono del senso dell'orientamento. Ecco perché, dopo un viaggio di ore verso il mare, all'altezza di un comune in provincia di Udine, chiamato Camino al Tagliamento, ci eravamo completamente persi. Avevi detto a destra, sì, e infatti siamo arrivati. Adesso fai vedere a me dove cacchio siamo qua. Ele, tu aspetta qua. Non si alza, perché... Guarda, che sei tu ad aver capito male. Poi se ti decidessi a comprare quel dannato navigatore. Senti, lasciamo stare il navigatore e cerchiamo di orientarci perché è tardi, va bene? Ok. Allora, dovremmo essere qui. Sì, ma dovremmo o siamo? Quanto vuoi girare ancora? Non vedi che la bambina è stanca? Senti, andiamo a chiedere qui. Eleonora? Però. Vieni con papà. Buongiorno. Benvenuti, prego, entrate. Vi faccio strada. Ecco la chiave. Quale chiave? La chiave della stanza che avete prenotato questa mattina al telefono. No, ci deve essere un errore, signora. Noi ci siamo persi e volevamo chiedere un'informazione sulla strada. Che figura, mi dispiace tantissimo. Io pensavo foste voi la famiglia che aveva telefonato questa mattina per prenotare la stanza. Scusatemi moltissimo. Ma si figuri, siamo noi che non abbiamo parlato prima. Adesso vi do tutte le informazioni che vi servono. Vado a prendere una cartina. Grazie. Oh, che meraviglia però, perché non ci fermiamo qua stanotte? Chissà quanto costa. No, ma non credere, ho dato una sbirciatina sul banco, molto meno di quanto immagini. Quasi, quasi. Allora, noi signora, se ha un'altra stanza libera, ci fermeremo qui stanotte. Ripartiamo domani. Splendido! Evidentemente era destino che dovessi dare questa chiave a voi. Anzi, per farmi perdonare la pessima figuraccia di prima, siete miei ospiti a cena questa sera. Oh, che carina, grazie, Grazie. gentilissima, grazie mille. Magnifico. Ma a quando risale questa villa? Al 1600 era la dimora del conte Hermes di Colloredo, capitano di Ventura e poeta friulano. Wow, capitano di Ventura e poeta. Doveva essere un uomo interessante. Molto interessante. Pensate che dopo essere stato a servizio del Granduca di Toscana e dell'imperatore Leopoldo a Vienna, è venuto a trascorrere qui i suoi ultimi 30 anni in modo molto gaudente. Gaudente? Sì, lui infatti amava la buona tavola, la natura, le belle donne, tutte cose che voi potrete trovare qui e che lui ha celebrato nelle sue bellissime poesie. Ecco, qui ce ne sono alcune che parlano proprio di questi piccoli piaceri che lui ha trovato qui a Gorizzo, a contatto con la natura e con gli amici. Ma è vero che qui ha vissuto anche Ippolito Nievo? Certo, era suo discendente da parte di madre e poi lui veniva spessissimo ospite in questo luogo perché lui amava moltissimo questo posto. Pensi che... Venite, che Luccio e Trota piglieremo in quel canale con la rete e con la nassa, e quaglie nei campi con Spardiero. Quando tornerete a rivedere Gorizzo, venite che la rapa è seminata e fra 2 mesi sarà la stagione del mosto e dopo quella di avvicinarsi ai tizzoni. Sveglia, dormiglione! È una splendida giornata! Ho dormito come un papa. E tu? Ah, anch'io ho dormito benissimo. Ho fatto un sogno che poi ti racconto. Ora però vado a svegliare l'altra di dormiglione, eh? Mua!
c'è. Ma dove è andata? E se la scesa giù a fare colazione. Lo sai che in quei tempi si è sempre fame. Ma io giù ho già guardato e non c'è. Va bene, va bene. Adesso scendiamo e vediamo dove è finita, eh? Non ti preoccupare. Ma Eleonora, ci hai fatto prendere uno spavento? Signore, mi dispiace. Eleonora era talmente entusiasta che non ho saputo dirle di no. Va bene, Eli, senti, noi rientriamo a fare colazione. Appena hai finito ci raggiungi, che riprendiamo il viaggio. Ma dai, non possiamo rimanere ancora un po'. Mi piace troppo. Eleonora, quando tua madre dice di no, è no. Chiaro? Allora, ci fermiamo un altro giorno. Quando è no, è no. Senta, ma è possibile affittare delle biciclette per girare un po', vedere un po' i dintorni? Ma certo. Ah, benissimo, vedrai che bel giro ci facciamo. Mamma, posso rimanere ancora qui al maneggio? Mi diverto tanto. Si tranquillizzi, rimarrà con me. Me ne occuperò io personalmente. D'accordo, ma mi raccomando, C'è qualcosa di bello da vedere da queste parti?